Il trofeo per il Conegliano Valdobbiadene sono riuscito a vincerlo, l'ho portato a casa e sono orgoglioso di aver avuto questa opportunità, di aver approfondito questo mondo e soprattutto questa denominazione, e sono ansioso di rappresentare in questi termini il consorzio e tutte le iniziative che ci saranno da fare per portare la voce di questo prodotto all'esterno. Mi sono messo in gioco perché questa è una denominazione che fa parte del mio territorio, sono veneto, e quindi imparare, conoscere, approfondire quelle che sono queste zone, che sono è un territorio bellissimo composto da tantissime variabili, e approfondirle mi ha aiutato a conoscere meglio quello che io voglio fare all'interno anche dell'ambito dei sommelier. Sicuramente è un mondo bellissimo, ti permette di viaggiare, di girare, di conoscere persone nuove, di approfondire quella che è una tematica importantissima, ma soprattutto di conoscere una cultura, un territorio, e sicuramente anche, perché no, di fare degli abbinamenti stratosferici. 3 giorni incredibili, intensi, per ricevere tutte le informazioni sulla nostra denominazione, sul Conegliano Valdobbiadene, e l'obiettivo principale era quello di formare i nostri sommelier, il sommelier numero 1 in questo caso di oggi, per riuscire a proporre nella maniera più autentica, corretta e al meglio il Conegliano Valdobbiadene al bicchiere, quindi riconoscendo le rive, il cru, le meravigliose molteplicità e complessità della nostra denominazione. I ragazzi che hanno partecipato sono stati molti nelle 3 giornate e sono stati anche molto appassionati, e quindi ci auguriamo che questo concorso, che poi rifaremo anche l'anno prossimo e che condurremo sicuramente anche con tutta la giuria dell'AIS, sarà un concorso che aiuterà a crescere la nostra denominazione, ad essere sempre più nell'obiettivo di trasformare e di trasmettere la nostra storia, la nostra passione. Siamo giunti al termine di questo percorso altamente formativo, insomma 3 giornate intense con masterclass, con un convegno, con confronti con i personaggi del vino, ma soprattutto la scoperta delle pendici collinari, questo fantastico ambiente, il paesaggio, patrimonio dell'umanità, UNESCO, e il suo vino, quindi parliamo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Quindi uno studio, un approfondimento, una nuova educazione, ma soprattutto la conclusione di questo appuntamento con il trofeo tematico, quindi siamo andati a festeggiare Michele Manca come il miglior sommelier del Conegliano e Valdobbiadene. Ovviamente il brindisi è arrivato con una bollicina, ça va sans dire.